In quest'opera Gabriele Modica gioca con la geometria. Lo sfondo dell'opera è diviso in due parti, arancione e blu nella parte superiore, mentre le due sfere, di cui una assume il carattere, la consistenza, la tridimensionalità della sfera è blu, dall'altra parte invece il cerchio è arancione, quindi c'è anche una dicotomia cromatica che diventa una dicotomia interiore, una dicotomia spirituale. Sono collegate da questa strana punta di graffite. Quindi tra queste due forme geometriche c'è una relazione, c'è un contatto e questo contatto valica anche la dimensione visiva perché dal punto di vista della gravità la cosa non potrebbe sussistere, quindi siamo ancora maggiormente introdotti in una dimensione simbolica e surreale. Chiaro, l'artista si avvicina anche alle ricerche dei grandi artisti del Novecento, tanto per fare un nome, per fare alcuni nomi, Miro e Magritte. Quindi una percezione molto particolare di un'immagine simbolica nella quale si stabilisce un equilibrio apparentemente precario tra due forme geometriche, a loro volta condensate di significati altri. Il titolo poi, Aims, cioè Ami, ci induce quindi a interpretare questo legame tra le due forme geometriche in maniera ancora più simbolica e quindi il loro collegamento si arricchisce di significati pregni. Siamo noi perciò a dover valicare il dato oggettivo e vagare con la nostra mente supportati da questa dimensione simbolica per poter capire il senso di quest'opera, nella quale un equilibrio precario crea un legame, un congiungimento tra due forme geometriche, la sfera nella parte inferiore, un cerchio nella parte superiore. Anche il concetto di leggerezza viene messo in discussione.